Ciao, sono Mario Porro, musicista attivo nell'ambito della world music e percussionista di Rema. Il progetto Rema l'ho conosciuto un po' dopo aver conosciuto Simone Martino, non è stato immediato. Io e Simone ci siamo incontrati qui a Roma nell'ambito dei vari circoli e circoletti della musica folk, ma non avevamo ancora stabilito un'intesa musicale consistente. Ognuno di noi perso nei vari progetti musicali, lavori, in una città come Roma appunto che tende a essere molto fagocitante sotto quell'aspetto. Durante la pandemia invece, quando tutto si è fermato e c'era molta incertezza, in quel momento siamo riusciti ad avvicinarci e io ho potuto ascoltare le produzioni Rema e il concetto che c'era dietro in maniera un po' più profonda e ne sono rimasto molto colpito. Da una parte per la sua dimensione storica, in quanto Rema proviene anche dal bellissimo retaggio familiare di Claudio e Simone, dunque da Mimmo Martino, l'ex cantante dei Mattanza, loro padre, e mi ha colpito anche molto questa ricerca della musica tradizionale commistionata con i generi, i linguaggi moderni, i linguaggi contemporanei della musica, cosa che io ho sempre ritenuto molto interessante e che è un po' il fulcro del mio studio, della mia ricerca personale. In più, una cosa che mi ha fatto innamorare del progetto Rema e mi ha fatto desiderare partecipare è stato scoprire come fosse una grande famiglia fatta non solo da musicisti, quindi dunque non solo una band, ma composta anche da pittori, illustratori, poeti. Dunque, tanti sguardi, tanti punti di vista convergenti verso le storie che ci interessano e che sono capaci di restituirle sempre con una visione rinnovata e con delle possibilità espressive ampie e che determinano un po' l'orizzonte di Rema, quello che appunto mi ha coinvolto definitivamente e che ci ha portato oggi a realizzare il primo album, Tintu, che spero possa piacere a voi come è piaciuto e ha fatto innamorare me.